Un sistema informativo in crisi, indebolito dalla pesante flessione delle vendite e dei ricavi, impoverito nel numero di testate e negli organici. È uno scenario a tinte fosche, quello presentato oggi agli Stati Generali dell'Informazione Veneta a Palazzo Labia, sede della RAI regionale del Veneto. Un confronto a tutto campo tra giornalisti, direttori, editori, istituzioni e parti sociali, organizzato dall'Ordine e Sindacato dei giornalisti veneti, dal Consiglio regionale, per guardare al futuro e cercare una soluzione oltre la crisi dell'editoria. Per il governo presente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria Giovanni Legnini. La prima importante risposta è contenuta nella legge di stabilità, ha detto Legnini, il fondo anticrisi e per l'innovazione, fondo, ha ricordato, per gli investimenti per il digitale, l'assunzione dei giovani, gli ammortizzatori sociali e i sostegni all'uscita, 120 milioni in 3 anni. La prima risposta è quella contenuta nella legge di stabilità, che mi auguro il Parlamento vorrà approvare così come l'abbiamo proposta, magari arricchendolo e migliorarlo, 120 milioni in 3 anni finalizzati non ai bilanci delle aziende editoriali, ma finalizzati agli investimenti nel digitale, assunzione dei giovani, ammortizzatori e qualche uscita che è frutto della crisi. Io ho visto 450 crisi aziendali in 3 anni, qualcosa di mostruoso, diciamo. È evidente che un'azienda in difficoltà può, come dire, in qualche modo rischiare di scaricare dei costi velocemente per sistemare il bilancio di un anno, però quello che sta avvenendo adesso con la norma Legnini è che noi avremo di fronte 120 milioni di finanziamento pubblico collegati a innovazione tecnologica, assunzione di giovani, protezione sociale, perché è importante avere anche gli ammortizzatori sociali, e questi soldi andranno lì. Una crisi che ha molte cause: la riduzione della raccolta pubblicitaria, il taglio drastico del contributo pubblico, il passaggio al digitale terrestre con l'emittenza locale ancora una volta penalizzata nell'assegnazione delle frequenze a vantaggio del duopolio Rai Mediaset. L'avvento del digitale ha portato a una frammentazione degli ascolti e a una moltiplicazione dei canali estremamente importante. Ha colto, al di là degli editori, della spesa obbligatoria a cui siamo stati sottoposti, per cui milioni e milioni di euro in impianti nuovi di trasmissione, ha colto un po' di sorpresa e forse anche un po' impreparati rispetto a quello che era l'evoluzione tecnologica. Aggiungiamoci una crisi epidermica di sistema, che è il sistema azienda Italia, per cui non circola il denaro, le aziende non producono e i consumatori non consumano. Di conseguenza è venuto un po' a mancare quello che era il tappeto, il manto verde per l'emittenza locale e per l'emittenza locale televisiva e radiofonica, che non sono quelli della RAI, che, come ci è stato appena adesso ricordato, è un servizio pubblico e prende i soldi, ci paga il canone, ma anche noi siamo servizio pubblico, perché anche noi facciamo informazione locale, vogliamo farla, e quindi c'è una legge che dovrebbe darci anche una parte di quel denaro e molti dei nostri problemi possono essere risolti. Intanto anche la Regione Veneto scende in campo con una proposta di legge attualmente all'esame della competente Commissione Cultura, che prevede contributi in conto capitale e in conto interessi, agevolazioni fiscali a sostegno delle imprese editoriali venete per aiutare a fronteggiare una crisi di sistema che non ha precedenti. Nelle difficoltà bisogna legittimare sempre di più questa professione, ma soprattutto la professionalità. Cioè, a me piace pensare che quando leggo un quotidiano, vedo una televisione, sento una radio, le notizie che mi vengono date siano elaborate da persone che sono dei professionisti della comunicazione e che si rendono conto anche del ruolo pubblico che hanno, della grande responsabilità che hanno. Perché diffondere notizie sbagliate o artatamente sbagliate significa comunque creare un pensiero che può essere anche deleterio e dannosissimo nel Paese.